Abbiamo ottenuto che in cambio venga fatto di nuovo il Parco Ponci in tutto quel terreno, che sono 2900 metri quadrati. La metà, scusa, sono 3200 metri quadrati, la metà 1600 a parco subito, l'altra metà a verde urbano, non un parco nel senso non alberi con radici profondissime, perché in teoria dovrebbe esserci un parcheggio sotterraneo. Ma il comune ci dice a voce, ma non lo faremo mai il parcheggio sotterraneo, per cui fra qualche anno anche lì poi pianteremo gli alberi. A noi questo compromesso ci sta bene, perché vuol dire che diventa tutto verde, metà veramente parco e metà un po' di erba e un po' di alberelli. Però questa roba deve cominciare prima di questo edificio, altrimenti non ci crediamo, perché la ditta Guaraldo ha tutto l'interesse a fare questo e non gliene frega niente di fare quello, anche se ci sono questi soldi, non ci guadagna. Voi volete che quello sia finito? Fatto prima, finito o comunque quando hanno tolto l'asfalto, hanno cominciato a piantumare, hanno portato via i negozianti ambulanti, vuol dire che alla fine si farà. Non stiamo a dire finito un mese, ho già detto prima, un'ora prima, un'ora dopo. Diciamo che il lavoro ci sia, insomma, dobbiamo vedere tutto quanto, come si dice, senza asfalto, disasfaltato, e dobbiamo vedere cominciare a piantumare gli alberi. Allora capiamo che stanno facendo sul mercato viene spostato? Il mercato viene spostato, quella metà in via Caneve e in via Pio X. Tutto, quando sarà tutto, in piazza Barche, ma dicono tutto entro il 2009, dicono. Tiagacomi? Scusa, c'è un po' di roba secca, ti faccio un po' di Piazza Barche. E Piazza Barche avrà che non ci passeranno più le macchine dalla parte di qua di Coin, passeranno solo dal corso del popolo verso via Forte Marghera e verrà tutta pedonalizzata e quella diventerà anche il mercato delle marcherie. Questo va bene, certo, solo che i tempi per fare queste cose sono biblici, a meno che non ci siamo noi che gli rompiamo. E questi li fanno subito appena questo edificio. E qui Guaraldo, se fosse, l'avrebbe già cominciato a dicembre. Fanno residenze? Sì, residenze. Di tutti. 7 piani, sono 21 appartamenti sono, e sotto negozi. Quanti metri cubi sono? Non me lo ricordo più. 7 piani, appartamenti quanti? 3, sì, è quella lì fuori. Quella che stanno vendendo già gli appartamenti lì, li stanno vendendo già. Dove c'è l'ANA, lì c'è l'ufficio della Guaraldo, vai a chiedere se sei interessato, tanto. Perché c'è la vista sulla torre, capito? C'è economiche, quelle residue. È lo scambio per il calcio. C'è l'altra? Hai su testare? Il vostro abbigliamento non c'è più da un pezzo. C'è l'ANA, l'ha comprato Guaraldo, lo scambio è questo, dice l'ANA, io compro Celana, lo butto giù, in cambio tu mi fai fare questo. Questo è Guaraldo. L'altro invece sta resistendo perché non vuole andare via. Quello di tappeti. Quello di tappeti non vuole andare via. Troverebbero posto qua se facciamo di Guaraldo. Ma non gliene frega niente. Loro vogliono restare lì. E il comune vorrebbe espropriarli, ma non è in grado, non è capace, c'è tutto un inghippo umanitario. No, sì, il calcio c'entra perché Guaraldo è amico del sindaco e gli ha salvato Guaraldo e gli ha salvato il Venezia. Allora su questa amicizia qui c'è questo affare, prima con Costa, adesso con Pesce, c'è sull'amicizia fra questa ditta e il Comune di Venezia. E questa è la cosa per cui i consiglieri comunali, quelli che parlano, e sono stati 10, compresi anche dei DS, hanno detto ma perché sta cosa? Con quei soldi che state spendendo potevate il comune comprare Celana e buttarla giù, ed era perché li avete già messi sti soldi fuori, sono 2 milioni di euro, li avete già messi fuori, e però tutto questo per fare il pirouetto, per fare l'insieme di questa, per fare poi la piazza nuova dove va giù Celana, per fare tutto il... Sì, una piazza. Un altro giardino. Noi abbiamo chiesto che sia verde, perché il progetto iniziale era una bella spianata, così ce l'hanno mostrata, ho detto ma siete matti? E allora hanno detto vabbè, allora metteremo alberi anche lì, poi anche qui dietro, perché qui va giù questa palestra, quindi il comune deve buttare giù questa palestra e qui deve esserci verde anche qui. Ma qui il Capriola aveva poi buttato tutte delle vasche di cemento stranissime, con l'acqua eccetera. Aspetta un secondo, non si capisce niente. Un po' di verde verrà al posto di questo. Sì, ma è tutto striminzito, quando tu togli questa cosa qua rimane un canale qui dietro, hanno progettato una galleria attaccata a questo edificio di vetro e cemento, per cui alla fine la progettazione faceva sì che rimanevano solo gli alberi che ci sono già, li vedi? Sì, basta. Lì, poi abbattendo questo li niente, perché avevamo progettato delle vasche, gliele abbiamo bloccate anche quelle, perché il lavoro non è solo su questo.
e adesso stanno dicendo vabbè facciamo progettare verde anche lì e questo ci sta bene al posto di qui. Perché l'architetto Pazza invece aveva fatto di tutto fuori che verde, io ho detto che quello era un giardino, in realtà era una galleria, quattro piscine di cemento quadrate, ma proprio quadrate, incredibile insomma. E alla fine ha fatto un po' di verde per fuori, ma è un verde a quel punto dietro, se tu vedi questo edificio e lì rimane praticamente nascosto. Questa verrebbe battuta, ma anche l'edificio che c'è No, davanti. no, quella è la scuola di Amicis che è vincolata dalla sovrintendenza. Quella rimane, viene abbattuto il cubo della palestra. Il cubo della palestra, esattamente. Esattamente. E invece sulle date, non sapete ancora sulle date, diceva il 15 febbraio. Ma sì, ci hanno detto il 10, sono incerti anche loro, dal 10 al 14. Una volta ci hanno detto il 14, una volta ci hanno detto il 10, io credo sia il 10. E sulla convenzione c'era scritto? C'è scritto 90 giorni dalla firma, la firma noi non ce l'abbiamo in mano e credo sia la firma del 15 di novembre, credo. 15 dicembre, 15 gennaio, 15 febbraio, ma siccome dicembre al 31, novembre che è 31, anche novembre no, 30, gennaio che è 31 sì, ecco che ne togli 2, allora invece che al 15 vai al 12. Una cosa del genere. Gennaio che è 31. Quindi adesso siete in 200 Iscritti al Nicola. e si associano anche Valdemare, WWF. Gli altri sono d'accordo con noi, ci hanno detto fate un fischio e la Lipu per esempio E subito. quindi in totale in quanti potreste Non stanno a chiedere. Decine e decine di persone, sai queste cose alle 6 di mattina non le fai mai in 1000, le fai. L'importante è che sei lì intanto, poi mano a mano con le telefonate stiamo mettendo in piedi una catena telefonica enorme, questo stiamo facendo. Sì, solo che qui resistenza non violenta, certo, come stiamo facendo adesso, ci leghiamo agli alberi, montiamo sopra, ma quelli però, Cioè quando lo fate questo? quando loro volessero iniziare i lavori non avendo prima iniziato i lavori, è un se, non è sicuro, è un se. Se voi fate i furbi noi vi impediamo di fare questo. Ma che sistema di sorveglianza avete? Cioè qualcuno come... Noi abitiamo, guarda, 3 di noi abitano di tutti sopra, là, quindi non ci scappa e fanno i turni addirittura dalle 5 e mezza di mattina. Qua per tagliarlo. Stiamo, la gran guarda, lei abita lì di fronte, lei anche, stanno proprio tutti qui di fronte. Sono qui. Dice che sistema di vigilanza abbiamo. Direttissima. E il nome dell'architetto? Ah, adesso sulla carta forse no, di quello, ma forse no. Quello dell'architetta, se vuoi farmi un piacere, mi prendi la borsa nera che è sulla mia, quella nera lì attaccata ai scoassela. Vedi che c'è una borsa nera? Lì dentro è pesantissima però, non so se c'è. Vediamo? E lì dentro c'è il foglio col nome. E invece avete fatto questo sondaggio tra gli ambulanti? Gli ambulanti Che non sanno nulla. 1 o 2 vedendomi passare con quello del comune. Con chi andate? Pensavo che le mie borse fossero pesate. Hai visto? Ti ho detto che A Milano. questo è tutto da vedere. 10 finisco a Milano di insegnare. Non so se la faccio il 2017, però vediamo se riesco a organizzare no vabbè l'importante è che siate Che praticamente farà il Parco Ponce. Parco Ponce, mentre Piazza Barche è un architetto, ma non art director lo chiamano perché Quello non c'è ancora. No, perché è un architetto di Barcellona, non mi ha detto il nome. No, c'è il nome, ma io non lo so. Ancora 2 o 3. No, non c'è nessun concorso su questo. no, infatti deve ancora È un incarico, è un incarico. Infatti deve ancora essere dato. Non è stato Studio dato. arte diretto di No, art director è il termine generico per dire che lui dovrebbe dare le linee generali, ma in realtà mi hanno detto che in realtà le linee generali gliele dà il comune, non è più così come le idee le dà il comune e l'architetto deve eseguire. Il corso di dove si pensava perché si è visto che su Umberto I non ha funzionato.